Quinta corsa da Bologna, una delle più interessanti tecnicamente del pomeriggio. Cavalli di 3 anni al via sulla distanza del miglio in 12. Questo lo schieramento: Dalila Bar, Dakota EK, Dawson dei Greppi, Diabel, Daniel Avu, Dylan Dog Font in prima fila, DJ Spritz, Dakar, D'Amore Mail, Dolly F, Dylan Chris, DJ in seconda. I favori in chiusura sono per Dalila Bar, giocato anche Diabel, corsa comunque molto aperta. Macchina che accelera, partite, l'errore di Dakota EK mentre si lancia in avanti numero 2 Dakota EK squalificato, che precede Dawson dei Greppi. All'esterno è veloce anche Dylan Dog Font che va subito su Daniel Avu. Vedremo cosa replica Manuel Pistone all'azione di Enrico Bellei, che attacca con estrema decisione dopo 250 metri e ottiene gradualmente strada, quindi sfonda in 350 metri. Dylan Dog Font con spesa, ma ora è al comando. 27,9 il quarto iniziale, con il quale Dylan Dog Font ha sopravanzato Daniel Avu, mentre all'esterno si fa luce ora Diabel. Se ne vanno intanto i primi 600 in 42,7, andatura sostenutissima. Diabel si impegna ora al sediolo di Dylan Dog Font, se ne va un primo giro molto sostenuto in 57,1 con 29,2 di secondo quarto. Insiste al largo Diabel, va su Dylan Dog con a contatto sempre Daniel Avi, cerca di farsi luce anche Dalila Bar. Intanto vediamo il chilometro in 1:11,9, insiste all'esterno Diabel che attacca Dylan Dog Font a 450 dall'arrivo. I due seguiti da Dalila Bar, che segue direttamente le mosse di Diabel, che sta mettendo qualcosa davanti a Dylan Dog, che si difende ancora. Si prepara Dalila Bar a scattare, poi anche Dakar che viene via in terza ruota. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Dylan Dog Font attaccato ancora da Diabel. Poi a centropista è Dalila Bar che si avvantaggia, attaccata da Dakar. Dalila Bar vince su Dakar, terzo posto per Dolly F, in mezzo probabilmente ai due. 1:13,2 il ragguaglio conclusivo, un po' tutti stanchi, 31 a chiudere. Andiamo a rivedere le battute finali con Dalila Bar e Marco Stefani, che hanno ragione della concorrenza, passano nel finale e controllano la situazione. Secondo posto per Dakar, che finisce a un'incollatura abbondante, mentre per il terzo è Dolly F che emerge su Diabel. Il successo quindi per Dalila Bar, Marco Stefani in sediolo. Il training è quello di Pietro Gubellini. Per conto di Scuderia 4AB di Bruera. Vediamo le fasi conclusive con Dalila Bar e Marco Stefani, che vincono questo bel miglio per cavalli di 3 anni, precedendo Dakar e Dolly F.